Buonasera, buona la prima, potremmo dire per il Catania. Quello che avete visto è una sorta di riassunto di quello che hanno vissuto i nostri inviati. Mi riferisco ad Angelo Pandolfo che ha realizzato le riprese, a Marco Carli che avete sentito nel corso di diretta stadio e anche ad Angelo Padane che è accanto a me appena atterrato. Appena atterrato, quindi se mi vedete in queste condizioni è perché ovviamente considerando l'aereo che hai preso, esatto. Già il fatto che sei arrivato è un miracolo, perché hai riconosciuto ATR42 che è un volo, cioè un aereo che non prendevamo dai tempi di quando facevamo diretta stadio e andavamo a Bari, ti ricordi? In Puglia si andava con la TR42. Vi ricordo una mattina mi dissero 2 davanti, 2 in mezzo, 2 in posteriore, perché altrimenti abbiamo problemi di bilanciamento. I pesi, non che sia cambiata la cosa, tanto è vero che da Roma a Bergamo ci abbiamo impiegato quasi 2 ore. Allora, buonasera e benvenuti a Corner. Avete sentito Angelo Padane, avete sentito anche Angelo Micale. Buonasera. Salutiamo anche Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Che bello, siamo una squadra fortissimi. Vado dall'altra parte dello studio e mettiamo anche e facciamo vedere anche la nostra Naomi. Buonasera. Buonasera Angelo, buonasera agli amici e alle amiche a casa. Come sempre, se volete mandare un messaggino alla nostra linea WhatsApp, pronta, calda per voi. Vedo anche i cugini sul monitor di servizio, li salutiamo. Buonasera ragazzi. Ci siamo. Buonasera Angelo, buonasera a tutti. Puntuali, abbiamo dormito qua, quindi ci siamo. Quindi non vi siete spostati? Era più comodo. Era più comodo, quindi evitare fare avanti e indietro, andare a casa perché magari dormire nel proprio letto, non si fanno, queste cose non si fanno. Allora, fra poco vedremo il riassunto della partita anche, però volevo sentire da Angelo Padane subito, prima ancora di vedere le immagini, questa vittoria che sapore ha? Ha il sapore di una vittoria che probabilmente ci aspettavamo, perché ha il cospetto di un avversario che probabilmente sulla carta poteva sembrare l'avversario forse più abbordabile del Catania. C'erano invece una serie di incognite non indifferenti. Uno, il trend in trasferta del Catania nella girone di ritorno. Due, il fatto che questa è una formazione di ragazzi, ma proprio perché la formazione di ragazzi non sono ragazzi qualunque o trovati lì per caso, sono ragazzi quasi tutti che hanno avuto già esperienze nell'Italia Under 17, nell'Italia Under 19, nell'Italia Under 21, sono ragazzi che hanno avuto esperienze in prima squadra con l'Atalanta e ti accorgi, Micale, come il tempo per alcune società come l'Atalanta abbia prodotto soltanto dei miglioramenti incredibili. Si giocava in quel campo di calcio che era anche quello, Gagliano, un'incognita, perché non ti aspetti di doverti giocare una partita così importante, Alessandro, in un campo sportivo. Anche questo poteva essere un contraccolpo al quale non ti abitui, però il tempo per l'Atalanta è passato coltivando un settore giovanile importantissimo, un'organizzazione impeccabile e un trend di risultati che dimostra come questa squadra oggi, tra un po', sta giocando la finale di Coppa Italia ed è impegnata in Europa League, si staccherà quasi sicuramente il biglietto per andare in Champions League. Quindi la vittoria di ieri ha il sapore di una vittoria importante nel progetto del prossimo turno. Ovvio, facciamo le scaramanzie, mettiamoci le dita sotto il tavolo per evitare comunque di fare gli scongiuri visibili a tutti, ma il prossimo turno diventa determinante e se dobbiamo pensare ad un allenamento rinforzato, quello di ieri lo è stato, ma lo è stato molto di più, anche perché ha caricato l'ambiente. Ho visto Zeoli, ho visto la squadra che sta assumendo un contorno di gruppo che finora non mi sembrava avesse avuto. Prima Angelo Micale, un commento alla partita, poi sentirei anche Alessandro e vediamo subito dopo andremo a vedere la copertina. Ma bisogna dire la verità, questa era una partita diciamo che poteva essere un'arma a doppio taglio per tanti motivi. Prima perché diciamo il Catania arrivava contro una formazione molto fresca atleticamente, Catania che atleticamente ha avuto un calvario quest'anno, però il Catania visto anche ieri ha dimostrato che la cura del professore Petralia funziona, perché in realtà non bisogna dimenticare che se il gol arriva all'85esimo è motivazione di tenuta atletica di un certo tipo. Diciamo che è una partita importante. Io non considero ancora il turno chiuso, nel senso che ancora il Catania deve giocare al ritorno. Leggevo oggi pomeriggio le dichiarazioni
di Modesto, allenatore dell'Atalanta Under 23, che diceva: noi la partita ce l'andiamo a giocare e sono convinti di poter fare comunque una buona figura. Sì, Angelo, anche perché l'effetto contrappasso potrebbe essere quello di una squadra abituata con 1000 spettatori, 1500 spettatori al massimo, che si vede in un palcoscenico come il Massimino con 22-23 mila persone. Ti voglio rettificare una piccola cosa, cioè voglio dire, la media degli spettatori dell'Atalanta Under 23 è 486 Sì, spettatori. hai ragione. 486. Il problema nella Lega Pro è l'anomalia, si chiama Catania. La realtà è quella della Lega Pro, in quei campi e soprattutto nel girone A. Qua nel girone C è un altro mondo totalmente diverso. Alessandro. Sì, dico che la partita ieri l'ha resa semplice il disegno tattico di Michele Zeoli, che ritengo sia stato un disegno tattico perfetto prima, durante e diciamo con i cambi, perché il Catania ha mantenuto un assetto in grado di tagliare le linee di passaggio dell'Atalanta. L'Atalanta correva a vuoto, non trovava mai la superiorità, non trovava le sovrapposizioni, perché il Catania era disposto perfettamente in campo, si muoveva elastico e riusciva sempre a raddoppiare e a chiudere tutte le linee di passaggio. Due in particolare le situazioni tattiche che ho apprezzato: questa linea verticale da Quaini a Welbeck, che ha praticamente isolato dal gioco Capone, che diciamo, è il regista offensivo dell'Atalanta, e ieri sostanzialmente, tranne quell'occasione all'inizio del secondo tempo, è stato però fuori dal gioco. E poi gli interscambi tra i braccetti difensivi e gli esterni di centrocampo del Catania hanno impedito ai cursori tra l'altro molto bravi, Palestra poi nel secondo tempo è uscito, ha fatto 2-3 affondi di ottima fattura, ma complessivamente la batteria degli esterni dell'Atalanta non ha prodotto quel tipo di gioco, quel tipo di sovrapposizioni che solitamente riesce a fare. Questo grande merito di Michele Zeoli, che con umiltà ha preparato la partita e poi ha capito, ha fiutato che poteva esserci area di colpaccio, e con gli aggiustamenti in corso, dopo una sofferenza nel primo quarto della ripresa, è passato all'incasso con pieno merito. Quindi bravissimo Zeoli. Io tornerei adesso, anzi andrei per la prima volta da nomi per i messaggi, così facciamo sentire la voce anche dei nostri telespettatori da casa. Ma è vero che state mettendo un altro numero di WhatsApp? Perché? È per le proposte matrimoniali nei confronti di Naomi, no? C'è diciamo una corsia preferenziale. Posso dire che durante Corner, ma anche durante diretta stadio, una buona parte, diciamo, non sono soltanto proposte, ma sono anche apprezzamenti nei suoi confronti. Ah, me lo dici così, ma scusa, ma io non li ho mai letti questi messaggi. Vengono filtrati, Che filtri queste cose? Ma filtra te li gestirà, perché Gagliano ovviamente come buon pastore è Va geloso. bene, scherzo. Tutelami. Comunque, Angelo, se tu avessi timore, sai, sugli ascolti stasera, abbiamo dei competitor di un certo tipo, non temere. Ma quale finale di Coppa Italia? A stasera c'è Corner e poi l'Atalanta noi ce la siamo visti ieri, che ce ne frega di vederla 2 volte in una settimana, una ci basta e ci avanza. Buonasera Corner, finalmente festeggiamo Pasqua, io ci credo. Padanè, sindaco subito, Vizzini, Rossazzurra. Occhio, la Pasqua, la colomba si è scaduta, perché un po' di tempo è passato da Pasqua a ora. Buonasera, squadra attenta e concreta, il gol autentico capolavoro caravaggesco, Marcello da Masca Lucia. Buonasera da Michele, e chissà il proverbio che dice cavallo buono si vede a lunga cavalcata, e hai proprio ragione. Ragazzi, siete tutti fantastici, bravi. Volevo far presente all'amico Vaglia Cindy che poco prima del gol c'è stato un fallo di mani assurdo e volontario a centrocampo. Non dico che era una chiara occasione da gol, ma per noi poco ci mancava. Osservazione, Luca? andava espulso Panada per doppia ammonizione, perché quello era il secondo, quello a cui fa riferimento il telespettatore. Assolutamente. Era larghissimo quel braccio. Fallo da ammonizione, ma l'arbitro ieri era veramente sotto rendimento, ha riportato secondo me un voto molto basso in pagella, complessivamente. Angelo, tu che l'hai vista all'opera direttamente sul campo. È un arbitro che nei primi 45 minuti ha gestito la partita, anche perché la partita si è snodata da subito su... Sì, ma i cartellini a capocchia. A un certo gestione punto, dei cartellini a capocchia. A un certo punto la gestione dei cartellini è saltata sul nervosismo
del Catania. Cioè, quando il Catania ha cominciato ad avere un picco di nervosismo, dove tra l'altro giustificato in parte forse anche frutto di frustrazione di gol che non arrivavano e di occasioni mancate, lì ha perso un po' la bussola della situazione. A quel punto ha iniziato una distribuzione di cartellini però dico fortunatamente non ci sono state azioni rilevanti o degne comunque di un approfondimento al VAR. Speriamo di non rincontrarlo più durante i playoff. Difficilmente. È un arbitro che è quotato come uno degli arbitri rampanti con maggiore esperienza in questo torneo, in questo campionato, impredicato di essere promosso definitivamente alla CAN di Serie B. Era alla VAR, c'era comunque un altro arbitro di grande esperienza. Ieri c'era un bel nucleo anche di osservatori, 2 osservatori per l'arbitro. Tra Gualtieri e Gariglio. Sì. E Gariglio. Gualtieri è figlio d'arte, l'anno scorso promosso alla VAR dopo aver arbitrato per 3 anni, 4 anni in Serie A, e c'è ormai anche questo nucleo di arbitri di primo o di secondo livello che vanno poi nei campi a vedere le situazioni di gioco come VAR e come AVAR. Qualche altro messaggio, un paio di messaggi ancora, perché ci fermiamo e facciamo la prima sosta di questa sera. Sì, anche perché non è scappato ai nostri amici a casa. Batene ieri era l'unico abbronzato in tutta Bergamo e provincia. Sapete che hanno dato un premio, l'hanno insignito del titolo dell'uomo più abbronzato che abbia mai messo piede a Bergamo, non c'è nessuno più di lui. Buonasera a tutti, piedi per terra, non ci arrivo, c'è lo sgabello alto. La luce si può accendere. Ce le abbiamo. Saluti da Merano Aldo. Aldo, dici di più, non ho capito. Vabbè, per il momento mi fermerei qui. Posso dirti una cosa, Angelo, prima di andare in pubblicità? È stato commovente ieri vedere un aspetto al quale noi siamo abituati, ma se pensiamo che nell'arco di 5 ore si sono organizzati 300 e più tifosi che appena hanno saputo la notizia sono partiti da tutte le parti d'Italia per raggiungere Bergamo e si sono organizzati nel senso migliore del termine, tutti i palloncini rossazzurri, le sciarpe, la sventagliata con i fazzoletti rossazzurri. È stata un'esperienza. Anche Borussia Dortmund. Esatto, cioè, quella non manca perché nella finale Champions League. Sai cosa mi disse una volta Pippo Famoso? Sì. Ciccio famoso. Pardon. Mi disse: fare il tifoso del Catania è un mestiere. E io pensavo fosse un'esasperazione, no? In realtà, per come la vivono alcuni tifosi, è così. È davvero un mestiere. Posso aggiungere un aspetto che magari approfondiamo dopo, però intanto ti lancio Gagliano. Sì, non lanciarmi nulla. No, ti lancio. Tantissimi tifosi ieri a Piazza Dante a vedere la partita al maxi schermo. Ti lancio la riflessione. Sì. Ieri, in uno campo ostile, perché ostile è la condizione delle tifoserie tra Atalanta e Catania, è una situazione assolutamente storica. Non solo non è accaduto nulla, ma reciprocamente da una parte e dall'altra. Guarda che i tifosi del Catania non stavano soltanto lì nella tribunetta, c'erano tantissimi mischiati nella tribuna A, che era quella che raccoglieva tutti i tifosi atalantini. Ieri c'è uno spiegamento di polizia importante e noi ovviamente ringraziamo sempre, perché il presidio e l'attenzione è garanzia comunque che tutto scorra nel modo migliore. Ma non è accaduto nulla. Io ieri ho fatto il pazzo, mi sono reso conto dopo, ero in mezzo agli atalantini, per il gol del Catania. Mi hanno guardato in cagnesco, ma nessuno si è azzardato a dirmi nulla. E dico pure che lì davanti a me sono saltati in aria 4-5 tifosi del Catania, pronti ad applaudire. C'era un bambino di 5 anni, la famiglia di Brescia, che non è mai venuta. Ma tu hai chiesto l'età al bambino? 5 anni, sì, e c'è quell'immagine che tu vedi, perché l'ho visto con i pantaloncini, pioveva, pantaloncini corti, la maglietta del Catania piccola, il papà che è originario di Catania, però non viene a Catania da 5 anni, 6 anni, 7 anni, quando ha avuto questo bambino lì, che ha avuto... Devo fare pubblicità. Che ti ha detto alla fine? La passione del Catania, e lui mi ha raccontato: mio papà mi ha insegnato ad amare questa squadra, così mi ha detto, ed era lì, con i pantaloncini e con la sciarpetta rossa-azzurra. Bellissimo. Fra poco vedremo il riassunto della partita, che ancora non abbiamo visto. Restate insieme a noi a Corner. Bentornati a Corner, e allora, come anticipato, rivediamo il riassunto della partita, stavolta
il montaggio è di Fabrizio Rizzo, mentre invece il racconto della trasferta di Patanelli, Marco Cali e Angelo Pandolfo è stato realizzato dal nostro Francesco Gigante. Ben vediamo intanto il riassunto della partita. Stavo per dire al nostro telespettatore che ci vedeva com'è che nel montaggio non c'è la prima occasione da gol di Di Carmine perché era fuori gioco e non è stata praticamente montata negli highlights, così diciamo abbiamo chiarito il perché. Angelo, ieri sera a fine partita abbiamo sentito Zeoli, a Zeoli ho detto quanto mancano i gol degli attaccanti a questa squadra, perché è una squadra che sì, ieri ha trovato il gol, lo ha fatto con Bois, ha avuto una buona occasione, una occasionissima con Di Carmine e una mezza buona occasione anche con Cianci, però non sono state concretizzate. Il problema del Catania è stato e rimane in questo momento il problema dell'attacco, fin dall'inizio. Credo che però sia arrivato forse il momento per fare delle scelte di un certo tipo. Adesso la squadra è abbastanza, diciamo, matura atleticamente per poter sostenere anche un altro tipo di situazione di attacco, secondo me, e credo che l'unico che invece in questo momento atleticamente non è a livello dei compagni è proprio Di Carmine. Se poi ci fate caso, la relazione del primo gol, lui arriva con quell'istante di ritardo che ti permette di fallire l'occasione, perché se fosse più pronto atleticamente quello era gol, quello non c'era dubbio che era gol. Purtroppo in questo momento Di Carmine non è quella. Il Catania ha bisogno, soprattutto per queste partite che si possono decidere all'ultimo momento, di qualcosa di più concreto in avanti. Però fin quando i gol arrivano da Boasi, fin quando i gol arrivano da Monaco. Posso farti una provocazione, Angelo? Sì. Ieri nella bravura della gestione... Comunque Angelo, scusa, sì. difficilmente sabato Di Carmine sarà titolare.
nella partita di ritorno. Lo penso anch'io, ed era proprio quello che stavo per Ma dire. perché causa qualche risentimento muscolare? È diffidato, Ecco. comunque ci sta che a distanza di 3 giorni ci possono essere altri profili da mettere in mostra, perché per esempio Costantino secondo me ha iniziato col piglio giusto questi playoff anche in questi minuti in cui è stato Il gol utilizzato. del Catania passa Da ovviamente una palla gestita da Costantino sulla destra Esatto. e poi con per carità, l'ausilio poi di il Tei. cross di Teglio fuori categoria, nel senso che Assolutamente. in Lega Pro un cross Però del genere. l'iniziativa è di Costantino. L'iniziativa sulla è di destra. Costantino Sì. che tiene, diciamo, il Lo pallone stesso Chiricò, Angelo, può essere ora una variabile da importante, considerare, ora una assolutamente. variabile importante. Ritiro quindi l'intervento. Cioè, Alessandro proprio l'ha detto meglio di me. Gestione delle risorse umane da parte di Zeoli, che sicuramente è un'altra delle situazioni che probabilmente possono fare la differenza senza creare false illusioni, ma è la verità. In questi 10 giorni di preparazione Zeoli ha avuto modo di parlare 1 a 1 con tutti i giocatori e ha un rapporto con la squadra, non dico alla pari, ma un confronto sempre serrato, motivato ormai sugli obiettivi, e l'obiettivo di una squadra oggi è quello di poter diventare probabilmente un meteorite impazzito in un campionato che si sta per celebrare, perché questo è un autentico campionato, però adesso le partite cominciano ad essere serrate e le motivazioni personali. Ricordiamoci che ancora Zeoli ha a disposizione un Chiarella che è ovviamente forte anche del rinnovo del contratto, ma è un giocatore prontissimo ad entrare in qualunque momento in partita. Un giocatore come Chiricò, che le cronache ci dicono essere un giocatore che ha cambiato davvero emotività nell'arco degli ultimi 15 giorni. Guardare l'allenamento Chiricò, mi dicono i ben informati, e quelli ovviamente Abbiamo vivono, detto anche lunedì, Andrea. vivono gli allenamenti, ma nella quotidianità è un giocatore che ha proprio voglia a questo punto di spaccare, e tra l'altro è uno dei pochi che ha vinto i playoff, cioè, ha un'esperienza sul campo che gli può permettere nello scatto e nel breve di poter essere determinante. Tutto può succedere. Alessandro, Sì. Buonasera a tutti. Sì, c'è un messaggio. Mi chiedono di spiegare se passiamo come sarà il sorteggio. Lo vogliamo fare subito questo ragionamento? Abbiamo la grafica C'è pronta. una grafica che riguarda il secondo turno. I cugini già hanno preso le moment. Il secondo turno del playoff nazionale. Che faccia che hanno. Per la regia è la seconda grafica che abbiamo messo in ordine insieme. Il secondo turno del playoff nazionale ci proietta quello che Il speriamo. secondo cartello, eccolo. Sì. Quello che speriamo la risposta sia. però al messaggio, se c'era Palmieri ieri sera, la risposta è sì, era una Sì. risposta, era una E che domanda cosa per può te. significare? Beh, Può l'abbiamo sì. detto più volte, Palmieri è uno dei 2 candidati forti per il ruolo di direttore sportivo del Catania il prossimo anno, l'altro è Magalini, attualmente al Catanzaro, con cui il Catania ha avuto dei contatti nei giorni scorsi. Al momento non trovano conferme invece le voci su Mignemi, che attualmente è al Gubbio, come candidato alla poltrona di direttore sportivo del Catania. In questo momento è Palmieri-Magalini, più avanti Palmieri a mio avviso. Più vicino Palmieri, proprio A mio anche avviso, a livello sì. fisico, ieri era lì. Sì. Andiamo di nuovo sulla grafica perché stavamo accennando a cosa succederà da domenica in poi, perché sabato ci sono le partite di ritorno e domenica 19 maggio ci sarà il sorteggio, il secondo turno del playoff nazionale. A questo sorteggio parteciperanno 8 squadre, 4 teste di serie che sono le 3 seconde dei 3 gironi, Padova, Torres e Avellino, e poi la miglior classificata in campionato delle vincenti del primo turno nazionale. In questo momento è abbastanza delineata questa testa di serie, che è la Carrarese, perché ha vinto 2-0 a Perugia, e tra tutte le squadre del primo turno del girone è quella che ha il maggior numero di punti in campionato. 70 punti in campionato, Esatto, quindi, per distacco la migliore delle quindi terze. molto probabilmente le teste di serie saranno Padova, Torres, Avellino e Carrarese. Queste 4 squadre riceveranno in sorteggio le altre 4 squadre che passano dal primo turno del playoff nazionale, tra da cui questo turno. esattamente, tra Facciamo cui il pendolino, Michele.
Mi dici quale E squadra? le partite, scusami Angelo, si svolgeranno martedì e sabato prossimo, quindi sabato partita di ritorno del primo turno, martedì andata del secondo turno e ritorno sabato. Quindi Martedì. per essere più chiari, Catania gioca sabato, Sì. domenica mattina fanno lo spareggio, Il sorteggio. il sorteggio, perdono, Ed senza eventualmente martedì, gioca di gioca nuovo in casa. dopo martedì in Pippo casa. Famoso adesso anche questo. Giocherebbe in casa martedì. Allora, no, giocherebbe in casa, ma la cosa più drammatica è comunque conoscere 2 giorni prima Assolutamente il tuo sì. avversario. Oddio, tu già gli avversari li sai, È già possono successo per essere il uno primo di quei turno, 4. Angelo. È già successo per il primo turno, uguale. Sì. Sorteggio domenica, prima partita Sì, ma martedì. andava male nel Certo, primo turno, lo va so. malissimo una Lo so, posizione. lo so. Volevo però- Continuano. Sottolineare come, siccome c'è questa vicinanza, questa concatenazione, Vale per tutti. no, ma non solo, concomitanza, insomma, entrambi sono strettissimi, noi saremo in onda. Ah, Ecco, lunedì, come è successo questa settimana, con Corner che è una sorta di anteprima e quindi rubiamo un po' il lavoro. Angelo, sempre se Ho detto- sabato c'è ancora una partita, dovremmo, calmi, nel caso in siamo cui tutti vabbè, calmi. ci siamo comunque. noi, No, ci siamo noi comunque. intanto Sì, ok. lunedì ci siamo, Vabbè. questo è poco ma sicuro. Ma Poi- non sarebbe un'anteprima. non sarebbe se- un'anteprima, sarebbe una chiusura. Però comunque noi nel caso in cui lunedì ci saremo perché faremo l'anteprima, la presentazione, martedì eventualmente torniamo con diretta stadio, versione extra large, 19:30, quindi un'ora prima del fischio d'inizio e andremo avanti fino a che Fino a praticamente mezzanotte. saremo ancora Esatto, vivi, nel senso esatto. ce la faremo fisicamente quasi sino alle 23:30, ciò grosso non modo. di meno, il giorno dopo. Esattamente, torniamo o torneremo eventualmente con Corner. Questo per descrivere quello che è la. Tra questo palinsesto e la realtà manca una partita, quella di sabato aspettiamo al questa Massivì. Attenzione, Pagliasindi, perché in ogni caso lunedì ci sarà anteprima Corner. Quindi ok. siamo tutti Ok. Possiamo fare oggi a bocce ferme? Scusate però, se io Sì, faccio sì. il pompiere, ma ribadisco, Sei stato sempre un gran pompiere, ribadisco che questa Allora, però- squadra va vista nella proiezione delle potenziali 8 partite e come profondità d'organico a mio avviso è inferiore a almeno 3 squadre. Però partiamo. Vabbè, quindi va facciamo- bene la partita di ieri, Beh, per carità, se no- fatta bene, elogi, ma dobbiamo vedere il percorso su però- potenziali 8 partite. Però Alessandro, intanto ci prendiamo la partita di ieri, pensiamo alla partita di sabato, reputo che sia una partita alla portata del Catania se la gioca con la stessa concentrazione. Sicuramente sì. Poi il calcio ci insegna che tutto può accadere, ma avrebbe davvero il Catania sprecato nel caso in cui dovesse fare Arachiri un jolly pazzesco, perché teoricamente il pareggio o anche la sconfitta per 1-0 potrebbe andare bene al Catania perché passerebbe il turno. Sì. Deve accadere il disastro sabato per non immaginare che comunque ha maggiori percentuali di passare il turno. Non Volevo c'è fare dubbio. un gioco ora che c'è un Michele, però per capire da quella proiezione che sono le 3 seconde e la Carrarese, Probabilmente che la Carrarese. probabilmente sarà la quarta delle formazioni, nell'ordine quelle che tu vorresti non trovarti così a Cioè, turno dalla secco. più difficile Dalla alla, più difficile alla meno difficile. alla meno Personalmente Torres in questo momento tutta la vita, se è possibile poter avere questo sorteggio, noi siamo scegli. disposti, quindi va benissimo la Torres in questo momento perché la squadra ha avuto nel campionato, nell'ultima parte del campionato ha preso diciamo una fase Una flessione. discendente. La una peggiore? discendente. Poi sicuramente personalmente vedrei diciamo che in linea di massima Padova e Avellino sono 2 squadre che si equivalgono non dal punto di vista dal punto di vista della difficoltà. L'Avellino per un motivo molto semplice, non abbiamo una bellissima tradizione ad Avellino, anzi abbiamo una tradizione brutta ad Avellino. Il Padova è una signora squadra, ma li abbiamo già regolati in qualche maniera in Coppa Italia, sappiamo che tipo di squadra va incontro. L'incognita è la Carrarese. La Carrarese ha un grande allenatore, secondo me, soprattutto per questo tipo di campionati, che è Calabro, e soprattutto sembra la squadra più in forma fino a questo momento dei playoff. Quindi la Carrarese magari dopo, prossimamente, però prima la Torres. se La è mia possibile. graduatoria invece parte dalla Carrarese perché è l'unica squadra di quelle che
ha dovuto già giocare 2 partite come il Catania e avremmo lo stesso score, perché una squadra che non entra come testa di serie lo entrerebbe soltanto in virtù del migliore piazzamento. Poi la Torres, ma anche se a me le formazioni isolane sono un po' come quelle siciliane, complicate da gestire, però è vero, la flessione tecnica, non vorrei incontrare l'Avellino perché è una formazione che ci comporterebbe anche il rischio, insieme probabilmente al Padova, di non avere la possibilità dei tifosi a seguito. 2 sono le partite da evitare, anche per una questione ambientale, perché ad Avellino e sicuramente a Padova non sarà permesso ai tifosi del Catania di andare a vedere la partita in trasferta. Io direi di evitare anche il Vicenza, fosse possibile. No, se il dovesse Vicenza passare. non può essere. Vicenza non può Vicenza, essere. Vicenza più avanti. Se passa la Carrarese sarà Se passa la 6-6. Carrarese, sì, va bene. Il d'accordo. Vicenza per più me, avanti. per me Torres, per me Torres. Per me Torres, poi Carrarese, Padova, Avellino. Cioè l'Avellino è la squadra che L'ultima, vorrei evitare perché in campionato non abbiamo visto palla né all'andata né al Io ritorno. direi Torres È una tutta la squadra, vita, a mio sono avviso, d'accordo più con forte. Angelo Micale. Però io direi intanto prima Aspettiamo la partita. passiamo prima alla partita con l'Atalanta Under 23. E poi dopo ne parliamo. Dopo Vorrei ne- sentire un attimo. Abbiamo i diversi messaggi- contributi sulla partita che ora Sì, cominciamo anche ad abbiamo da- approfondire. Abbiamo da sentire anche i messaggi che sono una valanga. Una valanga, e ci sono amici amiche a casa che hanno un atteggiamento poco cauto rispetto al vostro, perché qua scrivono: ma nel caso ipotetico in cui il Catania salisse in B, secondo voi Zeoli potrebbe essere confermato? Inoltre un'osservazione: gli acquisti di gennaio stanno funzionando. Matilde, qua c'è lo scecco, qua ci sei tu che ti butti proprio con tutto lo scecco, piano Matilde, che poi a Vaglia Cindy viene, se no gli parte l'embolo. Buonasera a tutti. Se andiamo in B, Naomi in bikini e Patanei con cappotto e parrucchino. Facciamo il contrario, io mi propongo di mettere cappotto e parrucchini, Patanei in bikini, è l'immagine che tutti vogliono vedere. Non sarebbe il massimo. Comunque rispondendo a quel messaggio, in caso di promozione in Serie B, Zeoli meriterebbe assolutamente la conferma perché sarebbe un mezzo miracolo Sì, ma non sportivo. verrà, in questo caso non verrà confermato. Dico la mia, Come lo non venne meriterebbe confermato- assolutamente. Come non venne confermato allenatore della Serie D che aveva stravinto il campionato, anche in questo caso Zeoli resterebbe secondo me Esatto. nell'entourage della società a prescindere, magari anche come con maggiore secondo, responsabilità, però sì. credo. Ma da qua a parlare di Esatto. quello che Siamo succede... troppo Abbiamo lontani. risposto solo al messaggio. Esatto. Abbiamo Adesso risposto però al vorrei messaggio. un attimino staccare, diciamo, sul discorso calcistico, si fa per dire, perché adesso abbiamo la rassegna stampa. Ragazzi, siete distratti, vi vedo. Stasera, grazie alla regia, vi vedo. Ci E sono quindi- tante domande, quindi le stiamo sì, filtrando. sì. Le stiamo Cioè, filtrando. non vuoi cagliare della situazione. Non avete che cosa dire, quindi Infatti ci vogliono 3 per 1 per dire. Allora, vediamo la rassegna stampa, ragazzi. Vediamola. Ok, allora guarda, partiamo subito col chianchiere dello sport. Ah, questa è tombolata? Sì, così a tombolata, che titola a 16 colonne. Finalmente un bel quadretto, l'amore vincitore di Caravaggio. Come possiamo vedere lì il quadretto con Bois al posto dell'amore vincitore. Grazie ad una pennellata di Teio per la testa di Bois, il Catania vince l'andata dei playoff. Zeoli analizza la gara con i Lombardi. Il ritiro a Fiuggi è servito tantissimo. Ho fatto bere a tutti i giocatori acqua diuretica così da eliminare tutte le scorie accumulate durante E l'anno. ne avevano di scorie. hanno fatto ettolitri. Ci siamo, forse ci siamo. L'allenatore dell'Atalanta Under 23 è Modesto. Come ben sapete, sono un tipo modesto. Già, grazie. Ma sinceramente non mi aspettavo la sconfitta. Al Caravaggio faticherebbe anche il Manchester City. Ma ormai si sono messi tutti È così. Ormai abbiamo queste massime. queste smanie di grandezza. Premier League. Trasferta bagnata, trasferta fortunata. Con tutta la scandalosa calma del mondo, la prefettura di Bergamo, a merite 19:30, ha consentito l'accesso allo stadio dei Terrani, Sì, giù di lì. che risiedono al nord. Amareggiato il ministro Lollobrigida, la forte pioggia ha scombinato i piani di rimonta. Al ritorno, con il caldo africano, sarà diverso. Lì di sicuro non pioverà. Per fortuna la siccità è una piaga che colpisce solo la Sicilia e non le regioni del nord. Meno male. Meno male. Come ha detto lui, meno male. Lo ha ribadito Una anche in questa frecciatina, questa è una occasione. frecciatina, eh? No, non No, sono no, assolutamente no. No, dichiarazione di tutti. Problemi all'ingresso. Una famiglia bergamasca non è stata fatta entrare nell'impianto di Caravaggio. Padre e figli, purtroppo per loro, hanno avuto la sfortuna di avere il cognome Catania. Giustamente non fate entrare. E così capita, scusate, si è allargato tutto. Vabbè, non allargare. No, non mi allargo più. Che già- Sconfitta dentro e fuori dal campo per gli organi locali. Oltre alla sconfitta sul campo è arrivata anche la sconfitta sugli spalti. Nonostante tutti gli sforzi della prefettura per non far arrivare i tifosi
tifosi attennei, questi sono presentati in 400. Purtroppo per loro non c'è stato nulla da fare, avrebbero anche potuto consentire la trasferta 8 minuti prima dell'inizio della gara, ci sarebbero attoppati lo stesso Cignani di supporter rossazzurri. Sì, via. Oppure Noi siamo dietro così, lo stadio. Voce del verbo attoppare. Voce del verbo attoppare, esatto. Per un catanese è attoppare per forza. Passiamo Chiudiamo. adesso No, chiudiamo. a cosa dice il trafiletto in alto. Che dice l'Atalanta si è fatta la bua. In un moderno scontro fra dei greci, la figlia minore di Atalanta è stata sconfitta dalla divinità Menano, che dopo la forte pioggia si è trovato molto più a suo agio in mezzo all'acqua, colpendo la povera Atalanta con una testata, che ha prodotto un'evidente ferita alla dea bergamasca. Come si vede dalla figura con il cervello. Alla povera figlia, l'idolo catanese Menano ha fatto la bua. Siamo capita. a Ulice anche noi come Pokémon Pataneti. Sì, esatto. Passiamo Adesso al resto del librino, la testata che è residente in Viale Moncano, oggi Viale Moncano. Sì, magari Moncado uguale. Che intitola? Acqua, che sicchetti, ma vincono i vecchietti. Sì. Il Catania torna a vincere dopo una vita in trasferta nell'andata dei playoff. Allo stadio Scarafaggio gli Etnei... Allo stadio? Scarafaggio. Ah, ok. Gli Etnei prima di... Meno male era quella la grandezza. Sì. Ma anche come la pronuncia dei supporti. Prima si calano 2 gol con Nanno Di Carmine, abile da Muccarisili solo davanti Putteri. Come E sempre, nel secondo tempo, sotto uno sdilluvio pazzesco, azziccano la rete della vittoria con Bois, versione Cianci, abile e spetto a sfruttare il cross di Tello, che quando gioca buono viene ribattezzato dai tifosi Agatello. Leggermente in sovrappeso, Tello. Ma poco. Però dipende. Vabbè, sai, fra un drink, una panzata, insomma. Le interviste post gara. Cosa hanno detto? Il protagonista Bois, sono davvero contento, va. Il gol, attacco sempre l'aria. Qui a Catania mi dicono spesso che, data la mia giovane età, devo sempre attraccare. Ci sta. Forse ha capito male. Vabbè, Naomi, tu che sei giovane, secondo te è giusto il consiglio che gli danno al povero Ma Bois? proprio lei oggi contento, vabbè, ok. Non lo so, va bene, dai. Tra i migliori Welbeck c'è da fare i complimenti ai tifosi che riescono sempre a darci una mano nonostante cerchino di impedirglielo in tutti i modi. Dopo l'intervista il mediano è tornato a casa correndo. Ormai c'era di calata. Ancora divieti, come estensione delle leggi razziali emanate in settimana in tutti i comuni del Bergamasco, nella giornata di sabato è stata vietata la vendita di arancini, cannoli e cassati. Abbiamo perso un attimo i giornali, magari li recuperiamo fra non molto perché in questo momento non li Ecco, adesso li eccolo. vediamo, dai. Ah, sì. In edicola con questo librino il solito regalino, classico regalo. un comodo manuale su come falsificare i documenti per poter assistere tranquillamente alle prossime trasferte. Ragazzi, Sì, ci sta. Comodo, Chiudiamo utile. per l'aiuto per la gioia di Patanè. Questo è il mio preferito. La chiosa la di chiosa Pittera, classica. come può tagliunare una restrizione del genere. Ci sta. Finiamo col cantiere del... Ma posso fare una domanda? Finiamo col Corriere della c'è- Fiera. Scusate che c'è una domanda di Michele per voi. Come no? Io, siccome non ho visto probabilmente le prime puntate dove c'erano i cugini, ma sto direttore Pittera, qui è? Per capirlo. È un ente, È un'entità. un'entità, un po' come Turi Privitera, Esiste, lui è per le esiste. Marcelle, e lui è il direttore Pittera. Per il resto Nasce di- da... nasce da lontano e Nasce Dalla sulla playa, sabbia. nasce Nasce sulla sabbia. nasce sulla sabbia, esatto. All'Ita Azzurro, come possiamo dire? Facciamo pubblicità. Mi raccomando. Allora, Ma passiamo al Corriere della Fiera. Chiudiamo per, con il nostro Corriere per della rimanere in tema di Fiera. sabbia. che intitola Scandalosa al Caravaggio. Nonostante lo sdilluvio non c'era manco un marocchino che vendeva ombrelli. È scandaloso, Né veramente. dentro né fuori dal campo, che è disservizio pazzesco, ma io non lo capisco. Come mai? E poi uno parla del nord Ma civilizzato. veramente. Intervista doppia di Naomi Moschitta, 2 inviati di successo della TV, Gabriele Paolini e Marco Calli. Che è successo? Io risucchio. spuntano con le- Avviso, no? Quale dei due Sono Carli? speculari. Non capisco quale dei due è Carli. Ma neanche, sinceramente mi è sembrato anche Chuck Castoro, però non è quello il discorso. Allora, andiamo. Passiamo allo sport. Passiamo allo sport, iniziamo col co-direttore Gagliano. La freschezza di Gagliano. Il noto presentatore ci spiega come riuscire ad essere per nulla stanco dopo 4 ore di diretta per la partita. Ovviamente i paragoni con le dirette di Mentana si sprecano, ma lui risponde orgoglioso. A me Mentana, come diretta, me la può solo su... Ragazzi, avete capito? Superare in termini di ore, ma non in termini di qualità. Giusto. Siete malapensante. Giusto. No, in termini di qualità veramente eccezionale. Il punto di Patanè. La vittoria con l'Atalanta ci ha regalato una sappanata incredibile. No, così. Articolo completo solo da pagina 3 a pagina 102, 99 pagine. Perché poi l'inviato Marco Carli ci ha studiato a luci perché se avevano fatto i quarti e voleva rompere. Giustamente. Vaglia si mi rassicura.
Vai. Massimo. Se dovessimo passare il turno, nonostante rimarrebbero poche squadre, farò lo stesso le mie elaborate grafiche sui playoff e sorteggi. Ormai ce l'ha, ormai ce l'ha, come diciamo. Anche per la finale. Sì, che cosa c'è? C'è la domanda che stavo filtrando. Una domanda, sì. 2 ore di Allora, filtraggio. abbiamo una domanda per Vagliasindi. Ci scrive Giada da Granata, originaria del Nevada, ma residente dietro la collegiata, e chiede a Vagliasindi: ha provato più libidine nel vedere un direttore sportivo accanto alla dirigenza etnea o la prima volta che ha visto Edith Fenech in un film di Lino Banfi? La seconda, nettamente. Ancora è sano, ancora è sano. Va bene ragazzi, ci vediamo fra un po'. Io volevo sentire un attimo Naomi perché i messaggi chiaramente premono, li stiamo vedendo con il nostro serpentone girare, però mi pare giusto anche qualcuno leggerlo. Valorizzarli. Esatto. E certo, soprattutto perché scrivono non è che l'acqua di Fiuggi con le sue proprietà abbia dato una spinta in più e c'era bisogno di andare a Fiuggi fisicamente, ragazzi, i supermarket sono pieni, gliel'avremmo portata noi a sti ragazzi. A Michele l'aveva auspicato che se fosse stato il ritiro doveva essere lontano. Le proprietà diuretiche dell'acqua Fiuggi. Poi In realtà, risolto il Noemi, rebus. Noemi, ascolta, in realtà no, Naomi, la storia dell'acqua è pazzesca, perché dovete sapere che a Caravaggio c'è una struttura, questa basilica incredibile, dove vanno circa 1 milione di pellegrini l'anno, perché c'è la Madonna del Fonte, dove c'era questa fonte d'acqua e tutti quanti vanno ovviamente a farsi benedire. Adesso chissà se c'è passato anche il Catania, però per la prima volta ho visto anche la benedizione delle macchine, cioè c'è una traiettoria dove tu con la tua macchina ti puoi andare a fare benedire Soprattutto la le macchina. Tesla, Angelo. Esatto, e allora a questo punto chissà se il Catania non c'era passato pure col pullman per farsi benedire prima dell'ingresso sul campo. Sentiamo di nuovo Naomi. Grazie. Risolto il rebus dei gol mancanti da Di Carmine, anche se uno era in fuorigioco. Pare che lui ebbe a disposizione 4 gol, 2 per piede, le destinati per la Torres e per la finale contro l'Avellino. Quindi è pronto lui, aspetta soltanto l'occasione giusta. Poi, ciao ragazzi, ero a Caravaggio ieri sera perché residente a Milano. Se per vedere il Catania vincere in trasferta devo prendermi acqua a Sicchiati, allora anniatemi tutto. Forza Catania, sempre Mariano. Anche Patanè ha Però preso acqua a Sicchiati. abbiamo visto prima il quadro delle potenziali avversarie del Catania nel secondo turno, 2 trasferte su 4 sarebbero certamente vietate, Avellino e Padova. Quindi aspettiamoci anche possibili ulteriori divieti, Sassari restrizioni. non è una passeggiata? No, Diciamo che ci si può vanno. fare al Carrara, Sassari. Carrara sarebbe aperta, sarebbe una Carrara. trasferta aperta. Noi stiamo avendo a che fare con un problema importante, cioè tutte le donne delle città nelle quali mandiamo Patanè lo vogliono toccare, dobbiamo infatti dobbiamo occuparci anche di questo e i nostri amici se ne sono accorti, hanno scritto buonasera, ecco perché Marco Carli ieri era a Bergamo, era camuffato da bodyguard del nostro Patanè, saluti Francesco, bravo, se no Marco Carli che ci faceva lì, oh, bravo, hai capito tutto, purtroppo Patanè lo vogliono tutte, non se lo piglia nessuno. Bene, grazie, pubblicità, ci troviamo qui fra pochissimo, abbiamo un poco di slide da vedere riferite alla partita di ieri sera e non solo, a fra pochissimo. Allora, eccoci, siamo di nuovo insieme. Alessandro, da cosa ripartiamo a questo punto? No, intanto vediamo il quadro di tutte Le partite. i risultati delle partite Ok. di ieri, così anche per vedere, dare una Facciamo una sbirciatina ripassatina di quello alle che è altre successo. squadre. Esatto. No, questa non questi, no, non è questi. I risultati. la prima delle grafiche che abbiamo ordinato in regia. Eccola. Appunto, Atalanta Under 23 Catania 0-1, 84esimo Bois, Casertana che vince ad Alessandria contro la Juventus Next Gen con un gol di Curcio in pieno recupero, Carrarese vince a Perugia con il gol di Zanon nel primo tempo e di Gennaro nella ripresa, il E per questa è Vicenza. la migliore candidata e anche la migliore di tutte. Però il nel risultato piazzamento. un po' Bugiardino, bugiardo sì. perché il Perugia ha costruito almeno 7 palle gol. La Carrarese ha praticamente ottimizzato al massimo le occasioni che ha avuto. Vicenza, questo è il risultato credo più significativo del turno, che vince a Taranto col gol di Loco Ferrari, E Ziolino Capuano che mastica amaro. esatto. Tra l'altro il Vicenza ha avuto 2 occasioni da gol nitide con Freddy Greco e poteva chiudere definitivamente il discorso già ieri. E poi il pareggio Triestia-Benevento con i gol di Redal e Lanini e poi un gol annullato a Pinato in pieno recupero per un fallo in attacco, proteste veementi, Pinato poi è stato espulso. Per Vicenza Avellino
Non sarebbe male. Non sarebbe allora- male. Non sarebbe male. Voglio dire, allora, Abbiamo visto anche il quadro delle partite di ritorno in quella grafica, adesso- e se ci ci sono anche possiamo gli un orari, attimo possiamo tornare, sì. Così sappiamo sabato sera cosa seguire. Chiaramente Catania-Atalanta 20:30 al Massimino, così come alle 20:30 Benevento Triestina, Carrarese Perugia, Casertana, Juventus Next Gen, alle 21 invece Vicenza-Taranto. Credo che la serie più in bilico sia quella relativa a Benevento Triestina. allora, queste diciamo sono le partite, da là poi si ricomincerà domenica mattina, cioè dal risultato di queste partite, noi domenica mattina 9:30, 9:30. 9:30. Sì, stesso orario. Mi chiedono cosa possiamo dire sulla presenza di Palmieri in tribuna. Abbiamo già detto. Palmieri lo abbiamo citato già da diverse settimane come candidato autorevole alla poltrona di direttore sportivo del Catania nella prossima stagione. Allora, scopriremo l'avversario nel sorteggio Di domenica. mattina, ma Sì. scopriremo poi l'orario, credo, Lunedì. il lunedì O domenica, nel è stato pomeriggio di domenica, domenica, tardo nel pomeriggio per il primo di domenica turno, sapremo sì. insomma Gli orari e tutto. In ogni caso prima bisogna giocare questa Assolutamente, partita con sì. l'Atalanta. Andiamo a vedere Ma- Angelo. O 20:30 o 21, sono tutti turni serali, non ci saranno turni pomeridiani. Insomma, intanto inquadriamolo, l'unica variabile può essere la diretta Rai, a quel punto la partita potrebbe slittare di mezz'ora. Le altre sono calendarizzate sostanzialmente tra le 20:30 e le 21. Non ci saranno partite pomeridiane, quantomeno nella prossima fase e forse nella prossima ancora. Ritengo di sì. Intanto pensiamo all'Atalanta. Esatto, pensiamo Andiamo a alla- vedere invece insieme a Naomi le statistiche relative a Catania-Atalanta Under 23, riferite ovviamente alla partita di ieri, partendo dalle statistiche del Catania. Del Catania, eccola qui. Esatto, sottolineiamo che non vinceva in trasferta dal 23 dicembre 2023, partita Benevento-Catania finita 0-4. Poi non faceva il risultato in trasferta dal 2 febbraio 2024, Foggia-Catania 1-1. David Eugene Boua non aveva mai realizzato gol in trasferta nei campionati professionistici. Primo assist per Andres Teio in 19 presenze col Catania, primo clean sheet esterno nel 2024. Samuel Di Carmine a secco in trasferta dal 23 novembre 2023, partita Giuliano-Catania 0-1, e nelle 5 vittorie esterne stagionali il Catania non ha subito gol. Allora, mi piace quest'uso dei termini, il clean sheet. Secondo voi, se lo traduciamo, facciamo un bene per l'umanità oppure no? Ormai ha preso piede in maniera No, ma per carità, no. E devi sapere avvolgente. che l'Atalanta Under 23... No, ci sono anche durante- quelle durante- dell'Atalanta, le statistiche. Anche di clean sheet? Andiamole a vedere. Allora, Andiamo a vedere sì. le statistiche dell'Atalanta. Che mica le piacciono tanto? Poi 15. la integri tu. Ok. Non c'è clean sheet, però ti diciamo allora la che integro io. Mustafa Cissé interrompe la striscia di 4 partite consecutive con gol all'attivo, e soltanto nella vittoria contro la Pergolettese 0-3 l'Atalanta è riuscita ad imporsi in trasferta con almeno 2 reti di scarto. Questa stagione è finita ieri la serie di risultati utili che è durata 8 partite. Ultima sconfitta è proprio contro la Pergolettese in casa. Noi facciamo riferimento alla partita d'andata, invece Atalanta-Pergolettese 0-2 nel giro di ritorno. E il fatto che l'Atalanta non sia stato uno sparring partner, ma era una squadra che comunque in casa si era fatta rispettare anche in trasferta durante tutto il campionato, dove hanno sempre galleggiato tra la quarta, la quinta, la sesta e la settima posizione, e sempre attestandosi comunque una fascia medio-alta della graduatoria, hanno realizzato 15 clean sheet, cioè 15 volte l'Atalanta non ha subito nessun gol durante la partita. Proprio questo alzava l'asticella di difficoltà, a cospetto anche delle statistiche di Alessandro, dell'incontro di ieri col Catania. E proprio per questo nelle pagelle, che probabilmente sarà Stiamo per andare a vedere. delle prossime cose che andremo a vedere, il merito di Zeoli e della squadra di avere invertito questo trend assolutamente negativo, se confrontato anche col trend dell'Atalanta Under 23. Andiamo a vedere le pagelle? Ecco, partiamo da che cosa? Dal migliore. Come sempre abbiamo fatto 58 miliardi di puntate, ancora tu mi chiedi dove partiamo, dal migliore, che per
La partita di ieri è stato Michele Zeoli, voto 7,5. Con lucidità vince nettamente il confronto a distanza con Modesto. Il suo disegno tattico si rivela azzeccato. Per un tempo sulla verticale Coini-Welbeck vanno a dissolversi tutte le idee della giovane Dea, che non trova spazi sui movimenti del trequartista Capone. La sinergia tra i braccetti difensivi di quinti di centrocampo spesso rimbalza indietro gli esterni avversari. Assorbe la fase critica di inizio ripresa con mosse intrise di buonsenso che alla lunga restituiscono distanze adeguate tra i reparti e capacità di offendere al momento giusto. Mentre andando al campetto vediamo subito che a Furlan Vagliasindi attribuisce un 6,5. 6,5 anche per Monaco, 7,5 per Coini e 6 per Celli. Abua voto 7. 6,5 per Zammarini, 7 per Welbeck, 5,5 per Cicerelli, 6,5 per Teio che entra in sostituzione, 6 a Castellini, 5,5 per Di Carmine, 6 per Costantino e 6,5 per Cianci. Allora, Solo un appunto, Sì. 7,5 anche a Welbeck. Sul campo, insieme a Quaini, sono stati davvero quell'asse un centrale. grande faticatore ieri. Quell'asse Welbeck. Lo centrale, accetto, assolutamente. quell'asse centrale che non si è mai fatta intimorire. Guarda che quelli a centrocampo ragionavano e menavano palloni e danze con meccanismi ormai consolidati di un campionato che hanno sostanzialmente vinto, che Atalanta Under 23 vince un campionato classificandosi quinta, facendo questi playoff, direttore, Superando 2 turni. è una vittoria di un campionato, perché questi non dovevano neanche starci in questo torneo, si accreditano, vengono comunque collocati e di punto in bianco nella prima stagione riescono ad avere un risultato così importante. Questo a dimostrazione di quel contesto di cui abbiamo parlato, della grande organizzazione dell'Atalanta. E quindi Welbeck vale il 7,5 di Coini. E per quanto riguarda Michele Zeoli, oggi vi racconto una scena in pochi secondi. Torno dall'aeroporto Ma stiamo facendo le pagelle sì, alle 18:30, 19, proprio nel tragitto che mi porta qui a te. Solito, però una cosa romantica, ma ogni tanto non c'è niente vogliamo da fare, Michele. mettere un po' di romanticismo nei numeri del calcio. Michele Zeoli lo incrociamo con la sua utilitaria che fuma una sigaretta e sta tornando in macchina verso il centro di Catania, assorto nei suoi pensieri, gli fischiamo, ci facciamo uno scambio di idee ed è davvero l'anti-allenatore rispetto agli allenatori che abbiamo visto anche ultimamente a Catania, no? A volte così in pompa magna. Lui invece è una persona che sa di avere un ruolo, sa di avere una bella responsabilità e sa di essere un operaio intelligente, con struttura mentale, e probabilmente per lui è una grande opportunità. Per questo gli faccio un in bocca al lupo personale dopo questo racconto Ma delle tutti 19 noi di oggi. facciamo un in bocca al lupo a Michele Zeoli. Ho girato proprio adesso, qualche istante fa, un messaggio a Naomi perché c'è una moglie disperata che ha mandato questo. Caricatemi questo messaggio perché ancora non lo vedo. ci penso io, guarda. Fallo lo tu, leggo. vabbè. Tutto tu Speriamo vuoi fare. che salite presto in Serie B, perché veramente non se ne può più. Coppa Italia, playoff, basta. Vero. Una moglie. Il messaggio manda adesso. Una Naomi, basta, basta, Allora, basta. vorrei andare dai cugini per le Ma non so, contropagelle. perdonami, se convenga alla moglie questa proiezione, perché in B si gioca di sabato, quindi sarebbe ancora più gravoso. Potremmo giocare anche di venerdì in Serie B. Appunto, dico, forse sacrificherebbe il sabato Volevo sull'altare. segnalare una cosa, statisticamente non ricordo mai di aver fatto corner di mercoledì. Perché di solito, ma di mercoledì mi sembra Non proprio che sia capitava. la prima volta. Perché partite di Ci martedì, mancava questa cosa. partite di martedì Sì, sì. non ci sono quasi mai Raramente, state. raramente, Sì, quasi raramente. mai. Io non lo ricordo. Vediamo le contropagelle, Sì, Alessandro, andiamo. vediamo le contropagelle. Ragazzi, Intanto potrebbe essere anche mia moglie, voglio dire. Potrebbe essere, sì, capace. potrebbe sì. essere la moglie di tutti noi. Esatto, Tranne esatto. che Se no. gagliamo la tua ormai non ti considera più. Non quindi. penso che sia, esatto, non penso proprio. A proposito, una domanda per i cugini. Voi lo sapete chi apre questa azienda al mattino? Gagliano. E chi Allora, chiude? Io non l'ultimo che chiude. Qua, tutto, chi è? Sempre Sempre Gagliano, Gagliano. ma ha le chiavi, quindi per forza lui deve essere. Ma Ma chi chi spende l'idea dello stipendio di Gagliano? Quanti zeri? Lasciamo ha detto stare. che in parte lo fa solo per piacere personale. Dicevi? Alle 4:30 monta e smonta alle 23. Sbaglio?
No, mi alzo alle 4:30. Esatto. Ci sono le cose come Vabbè, stanno. le classiche stato di 16 ore, famiglia di le classiche Telecom. 16 ore cinesi, insomma. Esatto. Qui non si esce lo stato di famiglia personale, c'è quello di Telecodor nello stato ma di qua la famiglia. residenza, io l'ho visto, Esatto, sì. è la Da residenza. poco, portare da poco. Vabbè. Nella carta d'identità proprio ci C'è scritto via Rodrigo da Pordenone. Quando fai le richieste con lo speed pure, esatto, uguale. Ragazzi, Comunque, lancia le pagelle, dai, lanciale. Tu sei la gioia della nostra città. Buà, 7. Bravo, bravissimo. Troppo forte. Non ha fatto niente, però segnavo. O meglio del signore playoff. Rapisada 8. Sai che a poco tutti i vari bicchieri si tendò vigno e non stavano facendo giro campo. Per fortuna un coppo di su non mi fate ciò serva a bruciare lo stadio ha riportato tutto alla gamma. Webeck 7. Ciave SH 125 ciuccato a vostro cuore e dubbo gas a vostro polmone. Cyborg che rasta. Zammarini 6,5. Curi P2. Iddo e Cicerelli. Tello 6,5. Ciasi e se stava facendo entrare fuori acchiappando secche picciritti. Poi sa pensa e abbia l'assist. Sta così. Giusto i picchini al momento ci resta la testa di Ugare. Genio e scunghiurutezza. Di cammine 5 di stima. Bare. Non devo ammuccare due golli chitti. Bare, hai giocato da Serie A. Bare, Nagioni, gol. Cianci 6,5. Ittata palla avanti, tranquilla, abbiatelo fuori, dall'aria, come che non c'è problema. Tanto c'è Iddo. In questo momento fondamentale. Sì, tu ti sei fatto prendere un po' dall'espansività, soprattutto con Di Carmine. Dei gol sbagliati. Ma perché sa che è forte, quindi lui deve Vorrebbe fare molto di più da lui. molto di più da lui. Abbiamo la pagella di Zeoli però, È arrivato un fax. È arrivato un fax. Gli è arrivato un fax, ci è arrivato un fax, il direttore Pittera, lusingato dalla domanda, e chiede da direttore a Dato che direttore. ancora usa il fax, Esatto, no, diciamo stato lusingato dall'essere stato nominato da direttore Ci Micale. mancherebbe altro. Se non è il caso di volare bassi e stare con i piedi per terra, considerando che abbiamo vinto con la primavera dell'Atalanta. Giusto. Direttore Micale, per lei la domanda. È il caso di volare se la basso coglie, su- se la Bisogna coglie. volare bassissimi, sempre. Raso Sino terra. ancora per 8 giornate. Almeno per 8 partite. Ok. Giusto. Mi sembra giusto. Io sono sempre d'accordo con lui. Anche dopo l'ottava, sempre volare basso. Qualsiasi cosa dico lui, per me è sempre d'accordo. per me è religione quasi. Anche qua. Ragazzi, allora ci dobbiamo fermare. Scusa, il titolo sarebbe molto ghiunnare un uccello del genere. Va bene, basta, stop. Questa potrebbe Fermiamo essere il Paganè, titolo. stoppiamolo. Se parliamo come molto c'è la ghiunnare. pubblicità perché altrimenti non riusciamo più. Ci sfuma la pubblicità dopo. Eccoci, siamo di nuovo per l'ultimo segmento insieme. Prima di vedere le formazioni vorrei andare dai tifosi perché i nostri amici da casa e telespettatori vanno premiati per fare un altro allenamento a porte aperte prima di sabato. Sono anche delle richieste che arrivano da casa. Non sarebbe anche una questo, cattiva anche idea, questo. Sì, no. Scrivono, Patanè, metti che la moglie di Zeoli sapeva che aveva smesso di fumare e per la E serie oggi- Patanè fa solo danno. Voi ancora non l'avete capito che quest'uomo fa solo Dopo la danno. vittoria la sigaretta gliela permetteva Michele. Solo dopo la Dai, vittoria, dopo la va vittoria. bene. dai. Vabbè, adesso Ha sempre la risposta pronta. un po' di Patanè. dolce, Patanè. Mitico, ti scrivono. Imperversa durante la trasmissione, nonostante i garbati tentativi di Gagliano di ricondurlo all'ordine. Garbati, mica- ma ragazzi, così prima o poi Gagliano Garbati, gli parte, Mavani, gli lancia Garbati, qualche... Mavani. prima o poi... Allora, solo Micale riusciva in qualche modo a bloccarlo, ma tu Esatto. avevi un sistema tuo. Certo, ovvio. Sì. no? Poi mi tagliava i viveri, no? Ah, Per ecco. qualche- per Allora qualche dobbiamo tempo agire da questo mi punto tagliava di i Non viveri. ero molto democratico. Esatto, no, poi mi tagliava i viveri. Comunque, visto che prima parlavamo dell'acqua Fiuggi, scrivono acqua per acqua, a sto punto Lourdes. Invece acqua per acqua a sto punto un prosecchino, una cosa un attimo più, no? Vabbè. Con un tecnico modesto
il polpettone indigesto. Zio Pippo, un poeta, ma che ne sapete voi delle altre trasmissioni che fate? Buonasera, tutti bravi, ma secondo me dietro c'è un grandissimo lavoro del dottor Petralia e di Leo Vanzetto. Anche loro vanno i meriti di questa condizione atletica e di certi meccanismi tattici. Buonasera a tutti, che abbiamo simulato il Massimino, curva nord, curva sud, e quando è segnato il Catania, curva glicemica per tutti. Saluti da Mascalacina. Incredibile il gol del Catania. Vabbè, per il momento vi fermo qua. Grazie. Prego. Allora adesso ci proiettiamo sulla prossima partita, quella di sabato, con Proviamo le a probabili immaginare. Esatto, Probabili immaginiamo. è insomma, un termine forse inappropriato. Siamo all'indomani della Cerchiamo partita. di immaginarlo. Immaginiamo. Esatto. Partiamo dalla possibile formazione del Catania. Abbiamo così immaginato delle novità. Le novità riguardano, Legate a cosa? riguardano allora, le condizioni di Monaco, che è apparso palesemente affaticato, quindi potrebbe giocare Curado, che tra l'altro si è ben disimpegnato. Faceva riferimento a Palestra. Sì. Palestra ha avuto più agio di fare il Palestra che conosciamo, quando Monaco è calato un po' È nell'aspetto proprio, fisico. ma primo tempo Palestra non si è visto, Monaco è stato impeccabile. Poi abbiamo immaginato, C'entrano le diffide in questo? c'entra su Di Carmine e Castellini, secondo me sono due giocatori importanti, e quindi poi con la possibilità che il martedì si torni in campo, e allora una valutazione di questo tipo ci potrebbe stare, partendo da questo risultato della partita d'andata. Potrebbe anche esserci insomma una maglia titolare per Contek, che con la sua utilità può anche insomma in certi sulla frangenti, linea difensiva in questo caso. sì. Celli a quel punto andrebbe a occupare la corsia di sinistra, e magari Ciccio Rapisarda dà respiro a Bois, che ieri comunque ha speso molto. In mezzo, insomma, grandi alternative dal primo minuto non mi pare di vederne. Teglio dal primo minuto mi sembra un po' azzardato. Gli ultimi 20 minuti però potrebbe Sì. rifarli di nuovo. Potrebbe esserci un Chiricò al posto di Cicerelli, magari in un'altra posizione del campo, magari, però nominalmente dico un Chiricò per Cicirelli, diciamo come sottopunto, magari dietro le due punte. sì, e magari Rocco Costantino a fare coppia con Cianci, in considerazione della diffida di Di Carmine e dalla prospettiva eventuale di dover rigiocare dopo 3 giorni. Io reputo che dici? Chiricò parta titolare in una partita come quella di sabato. Non puoi non inserirlo titolare dal primo minuto, uno perché è pronto, l'altro perché è preparato, l'altro perché parti comunque da un vantaggio che ti sei guadagnato sul campo e con la vittoria della Coppa Italia. Cioè il Catania può pareggiare, insomma, utilizzando proprio termini statistici, può anche perdere 1-0, passerebbe comunque il turno. Ora, in una partita del genere 1-0, 2-1, esatto, 3-2, passerebbe, non vale la regola del gol in Detto questo, se non usi Chiricò, che non ha giocato nelle ultime partite, e non lo fai cominciare a diventare responsabile in una partita come quella contro i Rimini, allora rischi di bruciarlo. Quindi Chiricò parte per me titolare. Poi invece, al posto di? Potrebbe essere Cicerelli, quello che invece gli cede il posto, e invece ho qualche idea che si voglia risparmiare Welbeck, che è diventato un giocatore fondamentale. Ma il faticatore lì in mezzo al campo che andrebbe a fare? E chi metti? Col doppio Non c'è un vantaggio. surrogato. Non c'è un surrogato, ma se devi cambiare qualcosa, Che di ruolo c'è solo un Ndoi, oppure a quel punto Teio, ma potresti utilizzare Ndoi se vuoi salvaguardare Welbeck, perché Welbeck nel prossimo turno, ipotizzandolo, sarà il giocatore fondamentale. Non puoi permettere che Welbeck giochi 4 partite però Angelo, nell'arco considerato che 13 giorni. Diciamo la mossa tattica determinante ieri è stata l'asse Guaini-Welbeck, secondo me Zeoli questo asse non lo toccherà, perché consentirebbe all'Atalanta di riappropriarsi di zone del campo che ieri invece sono rimasti inesplorate. D'accordo. Vorremmo vedere nell'ottica delle 4 partite vorremmo devi giocare. vedere anche la formazione dell'Atalanta, possibile, probabile. Intanto volevo sapere da Angelo cosa ne pensi. Io penso che Zeoli e Vanzetto in questo momento, se vedessero la trasmissione, si stanno ammazzando le risate. Ma questo è un altro paio di mani. Ma noi facciamo quello che... Nel senso che loro, secondo me, possono prendere delle decisioni soltanto e solamente un giorno prima, cioè, perché devono provare un bel po' di cose. È indubbio che uno come Welbeck
io non riesco a capire con chi si possa sostituire. Se c'è surrogati. qualcuno nella primavera probabilmente, perché fra i titolari non riesco non a ce trovare n'è. uno che intercetta quel numero di palloni a centrocampo. Io non lo ricordo. Ma non è tanto. solo l'intercetto, Angelo, è anche la conversione Certo, in passaggio utile, che ovvio. Ed non è è il solo giocatore spezzare il gioco. più prezioso che ha il Catania. Macchiarella? Potrebbe avere spazio? Chiarella purtroppo Dal con primo questo minuto modulo no. di gioco Non ha è possibilità, non ha penalizzato, molte è possibilità. difficile che possa Vabbè, insomma, giocare. la buttiamo lì. Andiamo a vedere la formazione, quella che abbiamo pensato. Michele diceva Zeoli e Vanzetto stanno ridendo in questo momento, ma se a noi togliete questo, diciamo, ma per questo carità. momento, no? No, di ma poter per- ipotizzare, di poter fantasticare, di Era poter... un modo per salutare Zeoli e Vanzetto, perché il Esattamente. direttore sa perfettamente che quando possono Tanto magari una un sbirciata. telespettatore, Piero Postino, mi chiede Piero perché Piero Postino, Postino il tuo, cioè. si firma così, perché Chiarella non potrebbe giocare titolare. L'abbiamo spiegato prima, è un modulo, un sistema di gioco questo, insomma, in cui Chiarella Chiarella va non benissimo ha- con il 4-3-3. Esattamente. Con il 3-5-2 entra un po' in difficoltà. Stessa difficoltà che secondo me incontra anche Chiricò, senza andare lontano, perché Chiricò col 3-5-2 deve giocare come sottopunta, tutti questi termini, insomma come seconda punta più che altro, ma alla fine non è certamente il ruolo che lui predilige. Sì. Infatti Catania, Chiricò Attenzione, giocava scusami bene. Angelo, rientra anche Marsura sabato, che ha scontato il secondo turno di squalifica. È disponibile. Ecco, E già quindi Marsura può uno che può fare il quinto, Sì, potrebbe giocare a che sinistra, non è diciamo. un pilastro particolare il quinto, ma è Vabbè, il quinto dai. di centrocampo. Andiamo Allora, a vedere l'Atalanta. Ci sono tante osservazioni, Sì. tante domande, ma intanto volevo tranquillizzare un telespettatore che Sì. chiede se la prelazione è cominciata. È Oggi cominciata alle oggi 11, e scade, stamattina alle 11 venerdì. scade venerdì, quindi c'è la possibilità per gli abbonati Sì. di poter, diciamo, esercitare questo diritto di prelazione. E so che c'è stata oggi grande ressa per accaparrarsi i biglietti in vista di sabato. Vediamo allora la probabile formazione Dell'Atalanta che perde per squalifica Ceresoli, che ieri ha rimediato il secondo cartellino giallo dei playoff e quindi sarà squalificato. È una bella perdita. Una bella perdita. Sì, ma c'è Bonfanti. È chiaro. Presumibilmente dovrebbe essere disponibile Bonfanti, che è stato cooptato da Gasperini per la finale di Coppa Italia, quindi E in ragionevolmente questo momento l'Atalanta sta perdendo così Sì. per la cronaca. sì, quindi ragionevolmente tornerà a fare il titolare nel terzetto difensivo. Ritengo che sarà titolare Ghiaboua, che ieri era in panchina. Credo che lo avesse preservato perché è in diffida Esatto, e quindi, uno dei diffidati di questa partita. e quindi sabato secondo me sarà titolare. E poi potrebbe giocare titolare Jimenez Castillo, visto che Diao ieri è stato fuori dalla partita per tutto il primo tempo. Ma non è obbligatorio, No, questo lo vabbè. diciamo per Modesto, non è Beh, proprio obbligatorio. Penso Jimenez Castillo con Capone e Cissé, questi dovrebbero essere gli Si unici. riproporrà questo bel duello Sissé inesistente con Quaini. Quaini, che invece interpreta questo ruolo benissimo, non è la prima volta che lo fa. Probabilmente il giocatore meglio. Una delle poche cose buone Sì. che ha portato Tabiani. Esatto. Sì. Allora, qualcuno dice che ha già preso il biglietto. Bene, siamo in chiusura. Prima però un altro giro di messaggi da casa con Naomi. Scrivono: buonasera, siamo tutti contenti per il Catania, un saluto sincero al nostro grande Michele, anche se stasera gli tocca assuppare i Sappatenè, e che per lui non sarà il massimo della vita, sempre forza Carmelo. Vabbè Carmelo, ognuno con le sue cose, ognuno combatte con... Vabbè, buonasera, vedo Michele alluppagliato, che non dormivo stanotte per la vittoria del Catania, oserei dire no, perché sapeva che avrebbe visto Patanè, sempre per tornare a lui, gira e rigira, poverino. Poi vabbè, comunque ieri mi hanno fatto far pace, ho visto il Catania, con chi? Non importa, il Catania ci fa far pace con chiunque. Col calcio. Col calcio. Chiudiamo con il Catania deve crederci, ha i numeri per il salto di categoria, ma una partita alla volta. Marco da Siracusa, e quindi appuntamento al prossimo posto partita. Grazie allora a Marco da Siracusa e grazie a tutti voi che avete scritto, che avete mandato messaggi, che avete seguito la nostra trasmissione. Grazie a Naomi per il suo supporto, grazie ad Angelo Micale. Grazie a voi. Va bene, Angelo, adesso puoi tornare a casa. Va bene? Prossimo turno, non magari la prossimo ci rivediamo, anche perché certe cose funzionano. Tant'è vero che io già
ho allertato Carlo Breve che lunedì prossimo si alzerà alle 3 di notte, certe cose devono funzionare. Questo perché per Oscar Manzino non conta niente, non ci crediamo. Smacchiatoria. Grazie Vatanè, grazie ad Alessandro Vagliasindi, volevo salutare i cugini. Buonasera. Ciao Ragazzi, buonasera. Il turno, Poi si vede. Allora, noi ci ritroviamo intanto sabato sera. Prima c'è preview. Prima c'è preview. Io sto dicendo noi corner. Preview chiaramente non appartiene a corner, ma è la pre-gara, no? Vabbè che noi ormai praticamente... Vabbè, venerdì c'è Marco Galli con preview. La partita la seguiamo con diretta stadio assieme chiaramente ad Alberto Cigalini. Un'ora prima, 19:30 e quindi... E 6 ore dopo. 4 ore circa di trasmissione. E poi corner... Non c'è sabato, No. Non c'è sabato, non c'è domenica. Meno male. No, non ci può essere sabato perché c'è la partita. Non c'è domenica, c'è lunedì. Torniamo lunedì. E poi questo chissà. è sicuro, e poi chissà. A tutti Anche buonanotte. anteprima corner lunedì. Esattamente. Ragazzi, buonanotte a tutti. C'è il telegiornale fra poco. Abbiamo fatto un po' tardi stasera.